Gabriel, allora abbiamo iniziato forse un po' sottotono questa partita all'inizio, i primi 5 minuti, poi siamo esplosi. Due gol nel secondo tempo in maniera particolare fantastici. Stiamo crescendo? Sì, 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 beh, non è sempre facile ripartire dopo 2 settimane perché abbiamo avuto lo stop, forse anche per quello, però sì, sì, penso che pian piano iniziamo a prendere un po' di ritmo anche di coesione con la squadra, si vede, è peccato che abbiamo ancora degli infortunati, per il resto bisogna sempre continuare a lavorare. Ecco. Bene, una partita che è andata in crescendo sicuramente e il risultato ne ha dato merito. Forse qualche ingenuità nella parte finale, potevate chiuderla forse anche un po' meglio, però nell'ultima parte era sfortuna o abbiamo sbagliato qualcosina? Allora, sicuramente si poteva gestire in modo diverso, sicuramente sarà un punto a lavorare in settimana, soprattutto per il campionato più che per l'ultima partita di Coppa Italia perché ormai non ci siamo qualificati, però credo che la cosa importante sia il campionato. Ecco. E adesso chiudiamo fuori casa con il Correggio. Sì. Mi raccomando, visto che arrivi da là. No, chiudiamo questa Coppa Italia e ci prepariamo per il campionato. In bocca al lupo. Esatto. Grazie mille, ciao ciao, arrivederci.